Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare la raccolta degli atti dedicata all'Italia e l'arte straniera, la storia dell'arte e le sue frontiere, che raccoglie appunto gli atti di un convegno che si è tenuto all'Accademia Nazionale dei Lincei nel 2012 a ricordare un importantissimo convegno tenuto nel 1912, quindi una sorta di celebrazione del centenario, ma non tanto una celebrazione quanto piuttosto il tentativo di guardare a che cosa comporta la situazione attuale con questo tema dello sguardo incrociato, dell'uscita dalla stretta specificità disciplinare in nome di quella contaminazione tra le arti. Ecco, quindi quali sono le nuove frontiere della storia dell'arte? Questo in fondo è stato il tentativo di questo convegno del 2012, di cui devo dire riconoscere la straordinarietà dell'Accademia dei Lincei, che è riuscita a far uscire abbastanza velocemente la raccolta degli atti, un importante volume di 328 pagine, grosso modo, che comunque confrontato con quello a suo tempo realizzato pur 10 anni dopo, nel 1922, a distanza di 10 anni dal convegno storico, il 10° convegno di storia dell'arte, che peraltro ricordo era un fatto del tutto nuovo. I convegni di storia dell'arte erano iniziati con il primo di Vienna nel 1863, tutti improntati a una sorta di predilezione germanofona, tranne l'episodio del convegno di Amsterdam. Quello in Italia è il primo che guarda in fondo al Mediterraneo, che guarda a un'altra storia dell'arte, a un altro coinvolgimento. Coinvolgimento che Warburg, che è stato in qualche modo il criptosuggeritore, colui che ha voluto fortemente questo convegno in Italia, ma che, come si evince dalle alcune delle tesi lette all'interno di questo volume, ha comportato 4 anni di grandi tribolazioni, non tanto per questo presentimento bellico di una guerra, di uno sconvolgimento mondiale, quanto piuttosto per una sorta forse di arretratezza e di difficoltà di tener conto anche delle forzature di quelli che Warburg definiva i positivisti europei. Ecco, noi sappiamo nel 91 muore Morelli, nel 97 muore il Cavalcaselle, vale a dire tutta quella schiera legata alla scienza dell'attribuzione in fondo. Allora era difficile, diciamo, pensare a dei protagonisti che in qualche modo potessero confrontarsi con l'autorevolezza di Warburg, che presentava nel convegno del 1912 Arte italiana e astrologia internazionale a Palazzo Schifanoia Ferrara, tenendo anche conto che Warburg nella sua tesi di laurea, come unici riferimenti agli storici dell'arte italiana aveva potuto non tanto fare riferimento agli storici dell'arte quanto a Giosuè Carducci, che aveva da poco pubblicato tutti gli scritti del Poliziano, e Alessandro d'Ancona per il suo trattato sulle origini del teatro in Italia del 1891. Quindi era difficile avere, diciamo, la possibilità di muoversi in ambito così dichiaratamente moderno, con lo sguardo rivolto al futuro, come era propenso a Warburg. Tenete anche conto che erano gli anni in cui c'era una triade di pensiero germanico a Roma che in qualche modo cercava di fermare quella che era la possibilità di apertura pubblica di quella che oggi conosciamo tutti come grande valore internazionale della Biblioteca Hertziana. Mi pare che la biblioteca apra nel 13, a gennaio del 13, e con Martin Steinman e Henriette Hertz si può dar vita a questo straordinario polo di ricerca, di propositività e di propulsività davvero con cui tutti dobbiamo fare i conti. Permettetemi di segnalare anche la straordinarietà dell'occasione che ci hanno dato Claudia Cerivia, Elisabeth Kiven e Alessandro Nova, 3 dei 7 curatori scientifici del convegno del 2012, che scegliendo l'Accademia Nazionale di San Luca non tanto come luogo prestigioso per presentazioni di atti, di convegni, di cose eccetera, ma in qualche modo, mi piace perlomeno così pensarlo, come allargamento di una possibilità di coinvolgimenti cui l'Accademia di San Luca da un po' di tempo cerca di aderire, perché il convegno del 12, quello dell'Accademia dei Lincei, vedeva schierate dall'Accademia dei Lincei alla Biblioteca Hertziana, al Künstlichen Historischen Institut di Firenze, ai Musei Vaticani, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università D'Annunzio di Chieti. Ecco, mi piace pensare che al di là della parziale piccola occasione di questa presentazione degli atti possa essere uno stimolo per l'Accademia per un coinvolgimento sempre, diciamo, importantissimo in questi consessi, in questi contesti di maggior ricettività e di maggior crescita per tutti.
Grazie, passo la parola a Tania Michalski. Grazie.